Salve a tutti e benvenuti a questa puntata di Soundtrack City e bentornato, ben ritrovato Massimo Privitera. Ben ritrovato anche Marco Testoni e i nostri cari web spettatori. Allora, seconda parte del reportage dedicato alla Puglia Soundtrack Awards di Carovigno, Puglia, dal 4 al 6 luglio 2025, quarta edizione. La scorsa puntata abbiamo lasciato parlare alcuni dei compositori, quelli italiani presenti al festival, ovvero Carlo Crivelli, Taviani e Travia e Fabrizio Mancinelli. Oggi invece, caro Massimo, andiamo su quelli stranieri internazionali e ci sono nomi molto interessanti. Molto di spicco, abbiamo il premio Oscar Anne Dudley, vi ricordate gli Art of Noise? Lei ha vinto l'Academy Award per la colonna sonora di Fulmanti, famoso film e commedia che ha riscosso tantissimo successo al botteghino all'epoca, e lei è stata la seconda compositrice nella storia degli Oscar ad ottenere l'Oscar proprio per le migliori colonna sonora, dopo Rachel Portman per Emma. E abbiamo avuto anche, noi sentiremo ovviamente la premio Oscar che ci racconta un po' la sua carriera, proprio il suo rapporto con quel film famoso, che l'ha resa ancora più nota, proprio divenuta lei compositrice di colonne sonore, dopo gli Art of Noise. E poi abbiamo Simon Greenaway, che è famoso per una famosissima sigla della Coca-Cola che ci ricordiamo tutti quanti ancora degli anni '80. Non ve la canto, ma grazie Massimo, grazie. Grazie. Ma Simon Greenaway è famoso perché ha collaborato con tanti compositori di musica per immagini, tra cui David Arnold, proprio nella serie di 007 e soprattutto nel Domani non muore mai, dove ha anche cantato delle canzoni storiche, e poi ha collaborato anche con Hans Zimmer in un film dei Muppet nell'Isola del Tesoro. Ma non solo, ci racconterà un po' di cose, soprattutto sul suo rapporto con la musica, con le canzoni e con 007. E allora via, andiamoci a sentire questa seconda puntata finale dedicata agli ospiti stranieri della Puglia Soundtrack Awards. La prossima. Buona visione. Hello, I'm Anne Dudley. I'm a composer and I'm here at the 2025 Apulia Soundtrack Awards. This is my first time in Apulia. I've really enjoyed it. I love the landscape, I love the architecture, the food is amazing, the culture is amazing. I hope I can return. When I compose a soundtrack, I'm trying to find something that's unique to that particular film. That I try not to repeat myself. I like to take on new challenges and I like to explore new sounds. So if I had to choose my own favorite soundtracks that I've done, it's very difficult to choose. It's like choosing your favorite child, I suppose. I would say, actually, I'm rather proud of Elle, because it was a difficult film, and I think the score really helped the movie. Hi, I'm Simon Greenaway, and I'm here for the Apulia Soundtrack Awards. I was asked about my experience working on one of the James Bond movies with David Arnold, Tomorrow Never Dies. I was with Eridel, they were my agent in London, and they asked myself and my working partner if we could do a couple of cues, small cues for some of the background music. And as a little boy, I'd always wanted to work on a Bond movie. That was like the ultimate. So we got to do that. We had a few days to finish it. Went into Air Studios, met David, who was an absolute gent. And then we had an immediate playback at Studio 2 with, I think it was Barbara Broccoli and Michael Wilson, right there in the room, and thankfully they liked it. A few tweaks, and then 3 months later, there it was in the movie. So, big tick for me in my career.